Quarta corsa dal Savio, confronto riservato a 3 anni. 10 al via, 1 Camille, 2 Cindy Caraf, 3 Crusoe dei Greppi, 4 Corcovado, 5 Crack Stecca, 6 Love You Schermer, seconda linea 7 Chanel Trio, 8 Capunca, 9 Crystal RL, 10 Cupido GSO. Pronostico incentrato su Love You Schermer, crollata anche quota fissa. Numero 6 Antonio Di Nardo in sediolo, macchina che accelera. Partiti veloci sono Crusoe dei Greppi e Corcovado, poi anche Crack Stecca e Love You Schermer. Numero 4 su di una linea, l'errore di Corcovado, mentre in testa va Crusoe dei Greppi attaccato da Crack Stecca. Crack Stecca però si accoda perché Crusoe dei Greppi va via ad andatura sostenuta, 14,4 i 200 iniziali, insiste ora Crack Stecca, va nuovamente all'attacco del battistrada Crusoe dei Greppi, che però replica 28,8 il primo quarto. A questo punto sbaglia Crack Stecca e Crusoe rimane in vantaggio. Numero 5 Crack Stecca squalificato. E all'esterno si presenta questa volta Love You Schermer, che insiste dopo 600 in 43,7, poi trova posto alla corda in seconda posizione perché Gianvito D'Ambroso ha detto che non manda e corre al comando. 58,6 il passaggio agli 800, andatura davvero sostenuta per questi 3 anni, con Crusoe dei Greppi che continua a guidare dopo l'attacco preso da Crack Stecca. Deve sopportare ora questo di Love You Schermer, se ne va 1 chilometro in 1,14 e i due si distaccano in piena lotta a 500 dalla conclusione. Insiste Love You Schermer che insiste, tende ad avvantaggiarsi a 400 dal palo, parziale ancora svelto in 14,6. Intanto progredisce dalle retrovie Crystal RL, numero 10 mentre c'è l'errore di Cupido GSO che avanzava a sua volta all'esterno. Si presenta in vantaggio in retta d'arrivo Love You Schermer, attaccato da Crystal RL. Poi a centropista c'è tentativo anche di Camille, che però deve accontentarsi del secondo posto, e la vittoria invece per Crystal RL e Cesare Ferranti. Andiamo a rivedere le battute finali. Il calo di Love You Schermer mentre passa Crystal RL e deve fronteggiare l'attacco di Camille, che all'esterno prova ad impegnarlo, ma il palo è vicino e Crystal RL viene a vincere piuttosto nettamente ancora, mentre per il terzo è ancora Love You Schermer che si difende dall'affondo di Chanel Trio. Successo quindi per Cesare Ferranti, Crystal RL, il training è quello di Massimo Compagno, la quota 7 a quota fissa.